Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Tutta presente l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine, con il sindaco Luisa Beltrame e presentatrice d'eccezione l'assessore Martina Boscolo dei servizi sociali, per la serata conclusiva di Insieme per la città della speranza, un progetto a favore della fondazione che raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro le malattie pediatriche da quasi 30 anni. Sono stati raccolti in varie manifestazioni ben 20.874 euro e nell'occasione sono state ringraziate una ad una le associazioni e quanto hanno sostenuto il progetto. Ospite il professor Gianni Bisogno della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, che ha illustrato i progetti che possono essere realizzati grazie alla raccolta fondi. Sindaco di Ariano nel Polesine, Luisa Beltrame, una serata particolarmente interessante, ha dato il segno di una comunità, la vostra, coesa da una parte ma poi molto sensibile a un argomento così toccante come oncologia infantile. E quanto è orgogliosa della sua cittadinanza, Sindaco? Beh, certamente sono veramente felice perché non era scontato assolutamente. Noi abbiamo cercato di coinvolgere in primis le associazioni perché hanno il contatto diretto con tutte le realtà diverse, insomma, della nostra comunità, e loro hanno risposto immediatamente. Non era certo scontato che anche la cittadinanza poi dopo negli eventi rispondesse in modo così veramente importante. Teniamo in considerazione che usciamo da un momento veramente difficile, insomma, quindi anche già tutte le difficoltà economiche e anche di socializzazione potevano, intralciare e rendere più difficoltosi anche tutti gli eventi. Invece è stato veramente bello, importante, e forse ne avevano anche bisogno perché a livello anche di socialità ne abbiamo beneficiato, quindi un doppio beneficio sia in termini di raccolta fondi che proprio anche di creare quella socialità tra di noi e riuscire a riprendere e ripartire anche dopo un momento complicato e difficile. Ospite di questa serata un rappresentante importante di Città della Speranza. Allora, innanzitutto questa collaborazione con Ariano in particolare, come la vede lei, che conosce sicuramente altre realtà, e questa è una realtà piccola che però è riuscita a fare qualcosa di grandissimo? Beh, ho visto una realtà molto coesa, molto comunità, no? Quindi da una parte noi ci sentiamo molto supportati da tutte queste piccole comunità del Veneto, no? Ma queste cose probabilmente servono anche localmente per dare quello che è il senso della comunità, riunire le persone attorno a un progetto alto che è quello di seguire al meglio i nostri bambini, quelli che sono il nostro futuro, insomma. Ecco, ricordiamo che la Fondazione ha vinto un premio a Chicago, è un'eccellenza sicuramente a livello mondiale, però la domanda è questa: è un'eccellenza solo circoscritta al Veneto oppure ci sono altre realtà molto simili in tutte le parti d'Italia? Ma allora, diciamo che è primariamente in Veneto, però è sicuramente a livello di tante altre istituzioni, forse più note, forse perché qua si lavora magari tanto, si è un po' meno bravi nel farsi pubblicità rispetto ad altre istituzioni più note a livello nazionale. Dovremmo lavorare un po' di più su questo, anche per attirare più risorse, più scienziati, forse anche più bambini, perché vengano trattati bene, ecco. Con l'autonomia, o perlomeno con questa legge di pseudo-autonomia, cosa potrà cambiare secondo lei per la sanità in particolare? Ma ci possono essere delle cose positive perché i nostri interlocutori saranno più vicini, naturalmente. Bisognerà stare attenti a mettere dei buoni contrappesi per impedire che ci siano quelli che già ci sono, ma che non aumentino i viaggi della speranza, cioè famiglie che sono costrette a muoversi dal loro paese, dalla loro regione, per andare in un'altra sede per avere delle cure adeguate. Ecco, questo bisognerà stare molto attenti. Lei appunto diceva nella sua presentazione, nel vostro centro arrivano giovani, bambini da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero, quindi in teoria non dovrebbe cambiare niente o potrebbe cambiare con l'autonomia? Ecco, bisogna fare in modo che migliori, cioè che adesso ci sono già i viaggi della speranza e bisognerebbe fare in modo che diminuiscano, perché queste famiglie dovrebbero ricevere le cure migliori anche senza il grosso sacrificio di dover fare centinaia di chilometri, sradicarsi dalla loro realtà per dare una speranza in più al figlio.